Oltre 81.000 visitatori in 133 giorni di apertura, una media di 612 biglietti venduti quotidianamente. Sono i numeri comunicati dal Comune per la mostra Io Canova Genio Europeo, che ha celebrato i 200 anni dalla morte dell'artista. Numeri da celebrare, certo, ma con prudenza, mai accontentarsi dunque. Visti i contenuti e lo spessore dell'artista, ci chiediamo se si poteva fare ancora di più. In redazione sono arrivate anche alcune segnalazioni su scolaresche e gruppi di studenti conteggiati più volte perché ritornati ai musei civici, e per questo dunque i numeri potrebbero essere diversi, ma ecco la replica del sindaco. Questa cosa mi fa anche divertire sinceramente, non credo che gli insegnanti con tutta l'abbondanza, la sovrabbondanza di offerta formativa, con la necessità poi di proseguire col programma, abbia visitato 2 volte la mostra del Canova. Se anche ciò fosse, credo che potrebbe inserirsi all'interno di un progetto particolare seguito dalla classe stessa, non mi risulta peraltro che questo sia avvenuto. Altro tema è quello che riguarda il futuro dei musei civici. Anticipata una sorpresa per le prossime settimane, l'amministrazione rivela che vuole acquistare il ritratto di Uomo in armi, uno dei pochissimi ritratti realizzati da Jacopo Bassano. La tela è sul mercato a $700.000, ma la cifra potrebbe scendere. La cifra iniziale indicata appunto nella cartella stampa è relativa all'acquisto tra privati. Chiaramente la proprietà ha specificato che qualora venisse acquistata da un'istituzione culturale pubblica il prezzo sarebbe notevolmente rivisto, quindi abbiamo ritenuto che la cifra che si sta negoziando, però che non è assolutamente ancora definitiva, sia comunque abbordabile da parte dell'amministrazione. Per questo acquisto, dunque, il sindaco auspica la partecipazione di privati che possano contribuire all'acquisto dell'opera. Le prossime settimane saranno decisive.